Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 11 canali di Telegram sui quali si vendevano sostanze stupefacenti sono stati chiusi dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Caltanissetta su richiesta della Procura della Repubblica Nissene. Riguarda anche le chat che proponevano le vendite di armi e banconote false. Le indagini del gruppo delle Fiamme Gialle Nissene hanno consentito di individuare una serie di gruppi costituiti sulla nota piattaforma, attivi su tutto il territorio nazionale, attraverso i quali venivano proposti acquisti di eroina, cocaina e grass, meglio nota come droga dello stupro. I prodotti venivano proposti e messi in vendita anche attraverso la pubblicazione di foto e video corredati dalle recensioni di numerosi clienti anonimi e i relativi pagamenti perfezionati mediante criptovalute al fine di limitarne la tracciabilità. E un'altra operazione denominata Shadow Yachting è stata condotta dalla sezione operativa navale di Milazzo della Guardia di Finanza e ha permesso di individuare 18 imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani immatricolati ai registri esteri ma non dichiarate al fisco. La maggior parte delle imbarcazioni era battente bandiera di Belgio, Francia, Polonia e Regno Unito. I militari hanno monitorato numerose unità navali da diporto che si ritrovavano tra le isole Eolie e il litorale messinese. Al termine dell'operazione condotta sono state segnalate alla magistratura 21 persone e 16 soggetti economici per un valore complessivo delle imbarcazioni che si aggira sui 5 milioni di euro. Adesso nel Palermitano, dove la Polizia di Stato ha eseguito il sequestro preventivo di un immobile a Figarazzi e di 2 autovetture. Il sequestro in questione è stato disposto in relazione al furto in un'abitazione di beni per circa 200.000 euro avvenuto lo scorso 21 agosto ai danni di un pensionato di Bagheria. Dalle analisi delle videocamere presenti sul territorio, gli investigatori sono risaliti all'identità dei ladri che nei giorni seguenti al furto avrebbero effettuato spese eccessive rispetto al proprio reddito. Disagi in arrivo per pendolari e turisti in Sicilia a causa dei lavori sulla linea ferroviaria Palermo-Catania che dal 13 marzo prossimo fino al primo trimestre del 2025 resterà chiusa poiché i lavori richiedono una serie di interventi in contemporanea su circa 38 km di tratto. Rete Ferroviaria Italiana, che sta attualmente lavorando sul raddoppio sull'otto che va da Bicocca a Catenanuova, fa sapere che per garantire il corretto svolgimento dei lavori in cantiere sarà necessario sospendere temporaneamente la circolazione ferroviaria e adottare misure alternative per il trasporto dei passeggeri. In particolare i treni saranno sostituiti da autobus che copriranno le stesse tratte ferroviarie, garantendo il trasporto dei passeggeri verso le loro destinazioni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.